pascoli di Bosco Chiesanuova sono ben conosciuti dagli amanti degli sport invernali perché qui ha sede il centro fondo dell'Alta Lessinia. Di certo però nessuno si aspettava che la neve facesse la sua comparsa a fine maggio in occasione della seconda prova di Coppa Italia Long di corsa orientamento. È una cosa particolare, quando la vorremmo a novembre sembra impossibile ma non arriva mai. Quando vorremmo che andasse via ce l'abbiamo e a maggio sinceramente avremmo tanta voglia che ci fosse la primavera, ma credo che insomma siamo imminenti ormai. È stata una cosa particolare che sicuramente ha divertito tutti quanti, organizzatori, che va un complimento particolare, e anche a tutti questi concorrenti che mai vista una gara così partecipata da podisti qui nell'Alta Lessinia. Siamo stati qua tutta la notte a portare neve sulla zona di gara, ma non ci siamo riusciti a portarla dappertutto. Ecco, no, scherzo, naturalmente sì, ci ha messo in crisi perché anche ieri pomeriggio è cominciata una nevicata abbastanza consistente e più che la quantità di neve caduta ci demoralizzava vederla cadere. Sino a ieri eravamo in fortissimo dubbio se si sarebbe potuta svolgere regolarmente e quindi l'ultima decisione abbiamo rinviato stamattina, abbiamo convocato la giuria, siamo andati a visitare la zona più alta, ci siamo fatti accompagnare anche dall'allenatore, commissario tecnico della squadra nazionale, visto che oggi era valida come gara di selezione, e abbiamo concluso dicendo che le condizioni, soprattutto di sicurezza, erano accettabili e che quindi la gara sarebbe fatta. La coltre bianca caduta alla vigilia dell'appuntamento tricolore non ha quindi fermato gli atleti dei boschi, ma ha aggiunto alla gara un'ulteriore difficoltà. Per gli atleti delle categorie elite a rendere ancora più impegnativo il fine settimana ci ha pensato il test sui 3000 metri in pista, corso il giorno prima della gara davanti al responsabile nazionale della corsa orientamento Roberto Pradel, al commissario tecnico Jaroslav Kamarczyk e ai rappresentanti della commissione sanitaria guidata dal dottor Paolo Crepaz. Era molto dura dopo il test atletico che abbiamo fatto in pista ieri, perché soprattutto nella prima parte sui prati c'era c'era neve, quindi era abbastanza scivoloso e comunque dovevi alzare bene le gambe, e questo era veramente duro oggi. Ci sono delle novità che adesso cercheremo di portare avanti, stiamo lavorando col medico federale per fare delle riunioni, conferenze con gli allenatori e tecnici per partire un po' di comunicazione dal punto di vista medico, legato anche all'alimentazione, allo sport e alla prevenzione degli infortuni. Per ospitare nel migliore dei modi le diverse centinaia di appassionati arrivati da tutta Italia e anche dall'estero, la società organizzatrice ha inaugurato la nuova cartina in località Passo del Branchetto. Caratteristica del pascolo di alta montagna: finora eravamo abituati ai boschi vicino a Bosco Chiesanuova, altitudine 1100 metri, qui siamo a 1500 e arriviamo fino a 1650 con la cartina, che tra l'altro poi si estende anche dall'altra parte della valle verso San Giorgio, Conca dei Parpari e Comune di Roverè, quindi è un impianto che ormai è di 38 km quadrati. Quest'anno abbiamo voluto sfruttare questa parte di carta. Adesso faremo il bilancio di questa gara, vediamo com'è andata, e probabilmente di gare nazionali non se ne parlerà per un paio d'anni, però magari mettiamo in cantiere un'altra marathon e un'altra gara regionale. La categoria elite femminile non vedeva al via alcuni nomi importanti, ma difficilmente le assenti avrebbero potuto insidiare la vittoria dell'altoatesina Christine Kirchlechner. Devo ancora analizzare un po' la gara perché so che ho fatto qualche errorino e sì, devo vedere. Comunque sì, un paio di minuti penso che potrei fare meglio nonostante la neve. Dietro all'atleta bolzanina si sono piazzate nell'ordine la finlandese Anni-Maja Finke del Tampere Pirinto e la emiliana del CUS Bologna Michela Guizzardi. A seguire le giovani dell'Unione Sportiva Primiero Jessica Orler e Nicole Scaletta. Oggi era una gara veramente dura, soprattutto perché c'erano tanti prati, posti aperti dove poter correre veloce, però c'era anche la neve, quindi era molto faticoso. E la mia gara è andata non molto bene, ho sbagliato alcuni punti in zona punta,
La gara maschile ha visto invece al via praticamente tutti i migliori specialisti con mappa e bussola, italiani e non solo, dato che il successo è andato ad un campione del mondo, il finlandese Jarkko Uovila. Dietro all'atleta nordico si è piazzata una coppia di altoatesini, Klaus Skaguler per il Grand Light e l'italo-russo Mikhail Mamlev per lo Sport Club Merano. Sapevo che c'era Jarkko Uovila, che è comunque a un livello top internazionale, e Mamlev e Klaus sono sempre comunque anche davvero competitivi nelle gare long, quindi sì, diciamo che il podio era quasi scontato. Per Tenani alla fine è arrivata l'8ª piazza dietro al compagno di squadra Emiliano Corona e a Roberto Della Valle, ma anche la soddisfazione di vedersi accogliere all'arrivo da un gruppetto di giovani tifosi. Al 4º posto e fuori dal podio il vincitore della prima prova di Coppa Italia, il primierotto Manuel Negrello. Oggi è andata bene, c'era un po' di neve, un po' faticosa, era la mia condizione che non era molto ottimale, l'ho finita, sono contento, poi quello che viene come risultato va bene. La gara di orienteering sulle montagne veronesi non ha però visto al via solo i campioni, ma anche numerosi esordienti, fra cui il sindaco di Bosco Chiesanuova. Un'esperienza particolare quella di provarsi sui propri territori, sulle proprie montagne con una bussola in mano ad orientarsi. Sembra facile, ma anche noi di casa incontriamo le nostre belle difficoltà sulle nostre montagne. Signora, l'orienteering si fa anche con il cane? Sì, è il cane che fa fare l'orienteering a me perché devo seguire lui. Comunque è divertentissimo, è la prima volta che veniamo, ci siamo divertiti un sacco, bello bello. Com'è stato? Bello, molto affascinante. Dietro al successo della manifestazione c'è stato un duro lavoro da parte dei tanti volontari del Lessinia Orienteering e della Proloco di Bosco Chiesanuova. Abbiamo coinvolto la Proloco di Bosco Chiesanuova, che si sono resi disponibili sia per il montaggio delle tende, per la preparazione dei pasti caldi, del ristoro e di altri amici che da volontari sono venuti tutti i giorni di questa settimana ad aiutarci ad allestire il tutto. Insomma, ancora una volta l'orienteering ha trovato la sua strada sull'altopiano della Lessinia. Abbiamo fatto i primi campionati italiani qui in Lessinia nel 1983 e anche quella volta là abbiamo avuto un riscontro molto positivo. Difatti c'erano iscritti più svizzeri che non italiani. Ecco, è stata una bella gara anche allora.